L'amministrazione comunale di Chiavari intende aggiornare il piano delle opere pubbliche triennale anticipando al 2019 alcune opere previste per il 2020, questo in ragione di maggiori risorse economiche a disposizione del comune. Un primo atteso intervento sarà all'interno del Parco Villarocca, dove è previsto il recupero del cosiddetto padiglione del tè. Questo è un intervento molto importante e abbiamo trovato le risorse, lo anticipiamo di un anno. Inoltre abbiamo implementato i 70.000 euro anche l'acquisizione del primo lotto della strada interpoderale di Caperana Alta. Sempre nel quartiere di Caperana sono previsti due cantieri che andranno a migliorare la viabilità e la possibilità di sosta per gli automobilisti. Il primo riguarda l'ampliamento del parcheggio a raso in prossimità del Bar Fox. Noi intendiamo tramite una permita ampliare e realizzare diverse decine di parcheggi pubblici gratuiti per il quartiere, ma anche l'acquisizione per allargare la strada, che in quel punto è molto stretta, di fronte alle caserme di Caperana. Intendiamo acquisire un tratto di quel terreno, realizzare parcheggi pubblici a raso gratuiti, allargare la strada, togliere i pericoli e realizzare un marciapiede. Infine l'amministrazione intende confermare l'uso pubblico di via privata Paganini. Su via privata Paganini ribadiamo l'interesse pubblico a questa via. Ricordiamo a tutti che è una via privata, il comune paga già la pubblica illuminazione, ma vi sono diversi contenziosi tra i proprietari della strada e tutti coloro che abitano, che hanno la proprietà all'interno di essa. E con questa delibera noi ribadiremo l'interesse pubblico di questa via.